Vangelo secondo Matteo, capitolo 3. A predica Giovanni Battista. Dentro a chilli urna si presentai Giovanni Battista e si mettette a predicare rindo deserto della Giudea, dicendo a tutta la gente: convertitevi, cagnate a capo vostra, perché il regno dei cieli è avvicino. Questo era quello che fu annunziato dal profeta Isaia quando dicette: voce unica lucca in do deserto, ha preparato a viro Signore, ha addrezzata tutte le viglie soie. Giovanni portava un collo, una veste e pile e cammelli, e attorno alle cianche sue tenne una correia. E bella, campava mangiandosi cavallette e mele salvatiche. Tanta gente cominciai a correre innanzi a essa, in da città di Gerusalemme, a tutta Giudea e in quella terra che stava vicino al fiume Giordano. Confessavano innanzi a essa i peccati loro e si facevano battezzare in due fiume Giordano. Quando Giovanni vedette che parecchi farisei e sadducei si presentavano innanzi a essa per essere battezzati pure loro, dicette a loro: razze vivere, chi va ritte che facendomi battezzare pure rite sfuglia così, a tutta la collera di Dio, che stava svuotando rasatta in quella buia? Facete una penitenza vera e cagnate a capo e a vita vostra, e non vi sunnate mai a pensare in tuo cuore vostro e rigere l'uno con l'altro, noi teniamo Abramo per padre, perché io vi posso assicurare che a Dio potrà far nascere i figli Abramo pure in questi preti. Già n'accetta sta coppa rara che è l'albero. Ogni albero che non porta frutto buono sarà tagliato e sarà buttato in il fuoco. Io battezzo con l'acqua, ma quello che viene a me è assai più potente di me, e non so manco regno a sciogliere i sandali suoi. Chiste vi battezzerà in lo Spirito Santo e in il fuoco. Chiste tenerà in mano soia o ventaglia per far pulizzare tutta l'aria soia e fa cucchiare o grano soia in de granaie, ma brucerà a iusca in da chilo fuoco, che non sarà mai astutato. O battesimo è Gesù. Rinda chilo tempo Gesù, a rinda Galilea, se ne è vicino al fiume Giordano e s'accostai a Giovanni per si far battezzare a essa. Giovanni non voleva e cercava di far capace dicendo: son chi che ha già bisogno di essere battezzato a te, tu invece ti presenti innanzi a me. E Gesù ti rispondette: per me lasciami fare, perché è una cosa buona che noi facciamo così o volere Dio, zina in fondo. E Giovanni acconsentette. Gesù fu subito battezzato, e in vroma ascetta rinda che l'acqua all'indrasatta sarà petta nel cielo in quella essa, e essa vedette lo spirito di Dio che scendeva sotto forma di una paloma. A cielo s'appuava in quella essa, e a cielo si sentette una voce che diceva: questo è il figlio mio, che voglio bene assai, io l'ho mandato in coppa a sta terra.